questa frase controllavano la prostituzione sacra. In Sicilia erano però in grado, non erano capaci di scrivere, di commerciare, di navigare, ma erano in grado di controllare la prostituzione sacra, non solo, ma erano anche in grado di gestire la giustizia che si mormorava sapessero bene come influenzare i sacri verdetti, cioè i giudici del tempo erano in grado di influenzare anche i sacri verdetti. In questo caso si parla dei Palici. Che sarebbero delle divinità nazionali della Sicilia, a cui si rivolgevano i siciliani per avere il responso delle loro azioni. E quindi questi Palici, dice la signora che ha fatto l'articolo, erano i giudici putativi, diciamo, di fronte a loro si amministrava la giustizia. Adesso questo sito praticamente in provincia di Catania è di proprietà della società nazionale Metanodotti, sì, e fornisce anidride carbonica per scopi industriali. Effettivamente la società nazionale dei metanodotti esiste in Sicilia, una società metanodotti, ma si occupa di metano, non si occupa di anidride carbonica. L'anidride carbonica di cui parla la signora dell'articolo invece è usata per fini alimentari e praticamente si tratta della famosa anidride carbonica che si mette dentro le bibite. Nel caso particolare dell'anidride carbonica dei Palici, questa anidride carbonica viene messa dentro la Coca-Cola. Tutta la Coca-Cola fatta in Sicilia, nelle fabbriche della Sicilia e forse anche a Malta, è addizionata con l'anidride carbonica che si trova nei laghetti dei Palici. Questa anidride carbonica appartiene a una società che si chiama proprio Palici SPA. Questa scritta campeggia sui grandi camion che contengono l'anidride carbonica e su tutti quegli impianti collocati dentro le fabbriche di bibite che si trovano sparsi per la Sicilia, con questa originale nome di 3000 anni fa, con questo originale nome. L'articolo si conclude con una bella dedica ai mostri, attenti ai mostri, che in Sicilia sono molto diffusi e sono dei miti inventati dai greci per spaventare gli altri popoli che volevano venire in Sicilia. Questo mito inventato dai greci che viene definito Scilla Cariddi, i famosi mostri, le donne mostruose trasformate in mostri perché aveva una smodata voracità, aveva dimorato alcuni degli inviolabili buoi del gigante Gerione. Questi vortici che 3 volte al giorno risucchiano le creature in un vortice d'acqua effettivamente esistono ancora oggi, perché come tutti sanno le correnti dello stretto del canale di Reggio e Messina cambiano direzione ogni 4 ore, quindi 3 volte al giorno la corrente va verso nord e 3 volte al giorno la corrente va verso sud. Nell'arco delle 24 ore questi cambiamenti di corrente producono quei vortici che fanno diventare alcuni punti dello stretto una voragine di acqua che precipita nella zona sud del punto più stretto, in quanto il canale di Sicilia è un precipizio, il canale di Messina-Reggio è un precipizio che si materializza proprio nel punto
fra Scilla e Cariddi come una diga da cui precipita l'acqua dal pianeggiante fondale del Tirreno verso l'abisso che si trova a sud di Capo Peloro verso Taormina.